vittoria è tirata, diciamo, con i denti e con le unghie fino alla fine. L'uomo in meno vi ha costretto tutta una seconda parte della partita a giocare Sì, esatto, ci ha costretto a giocare nella nostra metà campo, anche perché in quel momento il Crotone sta spingendo moltissimo, aveva ancora tante energie da spendere e ci ha messo in difficoltà notevolmente, quindi a noi ci è rimasto solamente la fase difensiva. Un Cutolo che si è rivelato l'arma vincente del Padova ancora una volta. Ma io penso che oggi abbia fatto una grande partita anche oggi, ha avuto anche la possibilità di chiudere la partita perché ha avuto due volte la palla del 2-0 e secondo me ha mantenuto quello che poi qua a Crotone aveva fatto, cioè una buona prestazione, una buona gara. La forza del Padova sembrerebbe che partendo dalla difesa con Legati che fa sia da centrocampista che da difensore mette in imbarazzo gli avversari sulla sua fascia. Ma io credo che il gioco del calcio è un gioco di squadra, quindi io credo che la squadra oggi abbia proprio giocato la squadra. È vero che a destra hanno fatto molto bene Legati e Cione, ma sono stati bravi sia Galli che Farias in mezzo al campo ad annullare la superiorità numerica che aveva il Crotone, e a sinistra invece con la bravura dell'attaccante, in questo caso Raimondi, che è entrato nella seconda parte della gara, a dare equilibrio a tutta la squadra. Quindi diciamo che la squadra è riuscita a stare bene in campo e a chiudere quegli spazi che il Crotone sta sfruttando molto bene. I playoff a questo punto non sono più un mistero. Ma assolutamente, noi non ci pensiamo. Noi dobbiamo cercare di crescere ogni volta, migliorare la prestazione della volta precedente e basta. Poi i conti si faranno alla fine, ma non è un problema oggi il pensare a quello che sarà il nostro futuro. Noi pensiamo una partita alla volta, perché è così che si riesce a crescere e a migliorare. Mister, si aspettava una partenza forte del Crotone, invece è stato il contrario, ma probabilmente perché dopo i primi due tiri di Khalil poi palo e gol praticamente. Esatto, cioè, io dico che ho visto un bel Padova nel primo tempo perché ha saputo destreggiarsi bene sia nella fase difensiva ma anche nella fase offensiva, perché comunque ha gestito palla, ha fatto una buonissima partita sotto il punto di vista sia tattico ma anche tecnico, perché è riuscito a fare un ottimo possesso palle e a creare qualche palla gol, perché due volte Galli è andato vicinissimo alla rete, lo stesso Farias, e quindi è stato un buonissimo Padova. Poi nel secondo tempo naturalmente il Crotone ha cominciato a spingere sull'acceleratore e visto che il Crotone sta molto bene e riesce a esprimere quindi anche ottime linee di gioco anche molto interessanti, ci ha messo in grossa difficoltà. Oltretutto avevamo anche un uomo in meno. Una strategia credo Padova per chiudersi in difesa che ha pagato pure a caso prezzo con una grande fortuna, perché avrebbe potuto rischiare intensamente. Beh, ma non è che il Padova ha voluto chiudersi in difesa, è stato obbligato. Dici che mancando l'uomo è stato solo. No, ma è stato obbligato dalla forza del Crotone. È stato bravissimo il Crotone a mettere alle corde il Padova. E Padova rimaneva solo la fase difensiva, quindi chiudere bene gli spazi negli ultimi 20 metri e provare a ripartire. Cosa che ci è venuto in qualche circostanza, perché due volte Cutolo, una volta Raimondi e una volta Farias hanno comunque avuto la possibilità di fare il 2-0, ma è anche vero che il Crotone ci ha messo là e non ci lasciava mai respirare. Quindi diciamo un pizzico di fortuna c'è stato. Ma io non so se è stata fortuna o bravura a chiudere gli spazi. Considerando che il Crotone allo specchio della porta ci è andato tante volte nel secondo tempo. Ma io non ricordo una parata importante. Il pericolo. Vabbè, ma è normale. Lei possiamo dire che non averle viste queste cose. Facciamo un po' di rimpalli prima la palla di arrivare a tutti, diciamo, sponda e calabro, come si dice nel è normale quando una squadra viene chiusa nella propria metà campo, è normale che gli spazi vengono a mancare ed è normale che la squadra avversaria abbia un pochettino più di terreno per poter avvicinarsi di più alla porta. Poi io credo che le palle gol più importanti le abbia avute il Padova, perché è andato 3 volte davanti al portiere a tu per tu. Poi è normale che il Crotone abbia costruito tanto e abbia tirato e dato in porta, però dall'altra parte c'è stata una squadra che è riuscita comunque a chiudersi bene e a limitare i danni, diciamo così. È stato nel secondo tempo, perché il primo
Crotone si è imbottigliato sulla sinistra e quindi non riusciva mai a trovare spazi, non ha mai scodellato la palla all'interno dell'area. Ma nel secondo tempo però c'è stato questo... Nel secondo tempo la palla l'ha sempre gestita il Crotone, ma con delle trame di gioco molto buone, è avanzato con grande forza anche perché ripeto la squadra sta molto bene ed è arrivato spessissimo all'inizio dell'area, ma per bravura. Noi eravamo un po' in difficoltà e con un uomo in meno abbiamo cercato di chiudere il più possibile gli spazi, e chiudere gli spazi voleva dire ritagliarsi il più possibile davanti alla nostra area di rigore, lasciando soprattutto solo i cross o i tiri da lontano. Cutolo l'ho utilizzato con il pennolino per il tempo, poi il secondo tempo l'ha messo là come ultimo uomo ed è stato quello che ha tenuto alta la squadra. Cutolo nel primo tempo l'abbiamo lasciato libero di giocare dove voleva, nel secondo tempo abbiamo cercato di sfruttare la sua velocità lasciandolo più alto possibile. La sua sostituzione per motivi fisici o tattici? A quel punto avevamo bisogno magari più di un uomo bravo nelle palle inattive, allora abbiamo inserito Granoce che magari ha anche più abilità nel tenere la palla, quindi far salire la squadra e soprattutto anche su questi cross, questi calci d'angolo che il Crotone ha battuto, quindi siamo andati a rinforzare un po' il gioco aereo. Grazie. Mister, Raimondi si ha l'impressione che dia il meglio solo quando gioca l'ultima mezz'ora, come mai? Come scusa? Raimondi, Sì. è un calciatore si ha l'impressione che dia il meglio solo quando gioca l'ultima mezz'ora. Ma io credo che i giovani hanno bisogno di tempo per maturare. Oggi Raimondi è un ottimo giovane che con umiltà sta lavorando, con grande professionalità e sicuramente in questo momento magari il fatto di entrare in partita in corso riesce a dare molto alla squadra, da vivacità, da sprint, da rapidità nelle manovre. In questo momento per la squadra è utile così, quindi lo utilizziamo per questo motivo. Poi chissà in un futuro, quando i ragazzi poi maturano, magari sono pronti anche ad affrontare magari 90 minuti e quindi anche il peso della maglia da titolare. Siete legati invece per Crotone succede il centrale numero 14, legati. Sì. Come mai questa evoluzione tattica? Ma avevamo bisogno di un giocatore che sull'esterno potesse dare un po' più equilibrio alla squadra e allora abbiamo impostato lui e secondo me sta facendo molto bene perché riesce a dare sia in fase di spinta che in fase difensiva, riesce a dare equilibrio in una zona del campo dove spesso gli avversari sono molto bravi perché anche oggi c'erano dei clienti sulle fasce molto pericolose. Prego.